Nuovo rialzo di contagi in Calabria, oggi si registrano 224 positivi, Cosenza la provincia più colpita con un centinaio di casi, scuole chiuse a Castrolibero fino al 15 novembre. Ha chiesto una condanna da oltre 6 anni di reclusione il sostituto procuratore della DDA di Salerno nei confronti dell'ex giudice Marco Petrini, invocate anche le pene accessorie all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ennesimo blocco della raccolta dei rifiuti in provincia di Cosenza, lunghe file di camion che non riescono a conferire, impianti saturi e cumuli di spazzatura per le città, nonostante gli appelli, nulla è stato fatto. Dai ristoratori e gestori dei bar ai titolari di palestre interessate dal DPCM del governo, protestano a Cosenza, Catanzaro e Castrovillari. Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo dei contagi nella nostra regione perché c'è un nuovo rialzo, oggi si registrano 224 positivi, Cosenza è la provincia più colpita con un centinaio di casi. Ma vediamo il bollettino regionale. Nuovo rialzo di contagi in Calabria, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 224 a fronte di 2.741 tamponi eseguiti. In totale le persone risultate positivi al coronavirus sono 4.624, quelle negative 261.453. Il Cosentino resta la zona più colpita. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 95 a Cosenza, 48 a Catanzaro, a Crotone 4, a Vibo Valentia 4, 27 a Reggio Calabria. Ad oggi si registrano 134 ricoveri in reparto e 7 in terapia intensiva. E ci sono 15 casi di coronavirus a San Pietro, a Maida, e quindi è stato disposto un lockdown locale per 10 giorni, lo ha reso noto il sindaco Domenico Giampà attraverso Facebook. Il Covid-19, dice, è entrato nella nostra comunità, abbiamo fatto 250 tamponi, abbiamo iniziato ad avere le prime notizie, una situazione incompleta, abbiamo avuto conferma di 15 casi positivi al Covid, temiamo però, visto che non sappiamo ancora quanti tamponi sono stati processati, che ci sia probabilità di maggiori casi positivi. Così abbiamo cercato di ricostruire i contatti, abbiamo necessità di un lockdown locale, visto che ci sono diversi soggetti che potrebbero essere positivi. Intanto vediamo la mappa dei casi registrati su tutto il territorio regionale. Il sindaco di Castrolibero ha chiuso le scuole fino al prossimo 15 di novembre. 141 casi attivi nella sola Cosenza, 14 ricoverati, 81 quelli nel territorio di Rende, di cui 4 in ospedale, numeri di molto superiori a quelli registrati nel corso della cosiddetta prima ondata, che trovò i calabresi già in regime di lockdown. Da oggi anche i militari dell'esercito saranno impegnati nel pattugliamento dell'area urbana cosentina, dove i contagi crescono. Il focolaio scoppiato tra i carabinieri ha portato all'esecuzione di circa 200 tamponi per monitorare la situazione dei militari e dei familiari. Il dato iniziale di 10 contagiati è destinato purtroppo a salire. Intanto il Covid-19 continua a mietere vittime. Una donna di Frascineto, un uomo di Celico ricoverato all'Annunziata, un 77enne deceduto nel GOM di Reggio Calabria e un altro anziano che si è spento dalla propria abitazione a Scalea. Sospesa l'attività didattica nelle scuole di Castrolibero dal 30 ottobre al 15 novembre. Il sindaco Greco lo ha deciso dopo la notifica di isolamento sanitario disposta dall'ASP per alcuni bambini di prima media. Avviate le procedure di ricerca dei contatti di un ex amministratore che frequentava la casa comunale. Un dipendente in servizio negli uffici di Corte d'Appello di Catanzaro è risultato positivo al virus, locale da sanificare, così come era successo a Cosenza nell'ufficio di sorveglianza per il contagio di 2 impiegate. Il Covid si fa largo anche tra gli operatori sanitari. Un medico del 118 di Cetraro è ricoverato in terapia intensiva a Catanzaro. Un autista si è aggiunto all'elenco dei positivi già emersi nel focolaio della PET Tirrenica. Botricello e Borgia sono i 2 punti nevralgici del contagio nel catanzarese, scuole chiuse nei 2 comuni per l'incremento repentino del numero di soggetti positivi. 2 contagi nello staff del Crotone Calcio, dopo il caso di Dragus diventato positivo dopo il ritorno alla propria nazionale.
Preoccupa Rosarno, dove i 4 casi emersi nelle ultime ore fanno presagire un aumento secondo il sindaco da tenere sotto controllo. Taurianova e Polistena fanno registrare nuovi contagi, ma preoccupare la situazione di Giffone, piccolo centro di 1500 abitanti, dove sono stati scoperti già 43 casi. E una nuova ambulanza è stata consegnata dall'ASP di Cosenza al centro sanitario dell'Unical. Si arricchisce il parco macchine del centro residenziale dell'Università della Calabria. Una nuova ambulanza infatti è stata consegnata oggi dall'ASL di Cosenza. Importante la sinergia con l'Ateneo Calabrese, ha sottolineato il commissario dell'ASP Cinzia Bettelin, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria. Visto le caratteristiche di Unical, la numerosità degli studenti, tutti i docenti, questa comunità è una comunità numerosa e che va monitorata proprio per il rischio che si associa di diffusione delle infezioni e anche della malattia. Noi ci siamo in collaborazione per il nostro supporto, che è quello strettamente sanitario. Il mezzo acquistato dall'azienda che oggi viene consegnato è anche un segnale della valenza e dell'importanza che questa rete ha nel territorio. I mezzi non erano molti. Questa postazione è stata scelta sulla base di valutazione del dottor Borselli e dei collaboratori della centrale operativa, perché evidentemente è una sede dove per numeri di chiamate, per collocazione nel contesto provinciale ma anche dell'Unical è importante avere mezzi perfettamente performanti. Non che gli altri non lo siano, ma sono mezzi che hanno macinato in altri casi molti chilometri che comunque manuteniamo al meglio. Si rafforza così la sinergia tra Unical e ASP. Oggi questa condizione di sinergia si avvale anche di una postazione USCA che ci è stata data proprio recentemente dal Dipartimento Prevenzione. Ringrazio anche il suo direttore, il professor dottor Marino, il supporto dato al dottor Milito, eccetera, che è una postazione anche d'utile dal punto di vista funzionale, perché sarà un sito di vaccino profilassi e anche un sito, una sorta di front desk per venire incontro alle emergenze sanitarie in questa contingenza, in questa grave contingenza pandemica che emergono dal campus universitario. Una comunità, quella universitaria, molto vasta e il centro sanitario rappresenta un importante punto di riferimento. Abbiamo la presenza di circa 1200 studenti residenti, di cui circa 300 internazionali, e per loro avere la possibilità, sapere come punto di riferimento che esiste un centro sanitario, che esiste la possibilità non solo di una documentazione ma di un riferimento costante H24 è importantissimo, e quindi questa eccezionalità della residenzialità non può che coniugarsi in un rapporto strettissimo con il territorio. E il numero crescente dei contagi registrati proprio nelle ultime ore a Montalto Fugo ha costretto l'amministrazione comunale ad istituire un punto drive-in sul territorio che sarà attivo già nella prossima settimana. Ce ne parla il sindaco Pietro Caracciolo. Un drive-in per fronteggiare la diffusione del contagio e sottoporre a screening i cittadini lo ha previsto il comune di Montalto Fugo nell'area mercatale già dalla prossima settimana. Montalto Fugo, come tutti gli altri centri d'Italia, non è rimasto indenne da contagi del coronavirus, per cui è stato necessario con l'ASP che ha sede a Montalto Fugo di concordare le modalità per l'esecuzione dei tamponi. Abbiamo stabilito, proprio per evitare momenti di confusione che si possono creare in questi frangenti, abbiamo deciso di istituire un drive-in in Contrada Insidia nell'area mercatale, dove viene svolto appunto il mercato settimanale nella zona Valliva del territorio di Montalto Fugo, per cui dalla prossima settimana per 3 giorni alla settimana saranno operativi i tecnici dell'ASP per effettuare i tamponi. Ovviamente non ci sarà la possibilità per le persone di presentarsi spontaneamente a fare il tampone, ma sarà assolutamente necessario che i cittadini attendano di essere chiamati, di essere convocati all'ASP per essere sottoposti al tampone. Ci spostiamo adesso, restiamo nel Cosentino ad Albidona, dove si registra il primo positivo proprio dall'inizio della pandemia.
20 ordinanze di quarantena obbligatoria firmate dal primo cittadino ad Albidona, dove una persona è risultata positiva al Covid, il primo caso dall'inizio della pandemia. Ad Albidona abbiamo un caso positivo scoperto lunedì mattina, comunicato dall'ASL. È stata fatta subito la ricognizione delle persone che avevano potuto avere contatto con questo soggetto positivo e sono state disposte immediatamente nella giornata di lunedì insieme all'azienda sanitaria con delle ordinanze da parte del comune, 20 persone in quarantena. Siamo in attesa del risultato di altri 2 tamponi. È tutto sotto controllo, anche perché il primo caso che si è verificato da noi abbiamo superato brillantemente la prima fase del lockdown, anche per la fattiva collaborazione dei nostri concittadini, molto attenti a osservare tutte le direttive impartite dal comune, e quindi siamo tranquilli perché è tutto sotto controllo e ci auguriamo che anche i 2 tamponi di cui aspettiamo l'esito siano negativi, potete ritornare alla normalità in assoluto. Parliamo adesso di cronaca giudiziaria, perché il PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno ha chiesto la condanna ad oltre 6 anni per l'ex giudice della Corte d'Appello Marco Petrini. Vanno dai 6 anni ai 2 di reclusione le richieste di condanna del sostituto procuratore della DDA di Salerno Luca Masini nei confronti dell'ex giudice della Corte d'Appello di Catanzaro Marco Petrini, del medico Emilio Santoro, detto Mario, e dell'avvocato Francesco Saraco, tutti accusati di corruzione in atti giudiziari. Il PM ha concesso ai 3 imputati le attenuanti generiche in considerazione della incensuratezza e della tempestiva ammissione dei fatti contestati negli interrogatori al PM. L'accusa ha chiesto una condanna a 6 anni, 5 mesi e 10 giorni per Petrini, per il quale ha chiesto vengano irrogate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici, della interdizione legale durante l'espiazione della pena, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di 5 anni. Inoltre è stata chiesta la confisca per equivalente delle somme pari a 9.614 euro e 7.500 euro. 5 anni, 9 mesi e 10 giorni sono stati invocati nei confronti di Mario Santoro. Anche per lui sono state chieste le medesime pene accessorie. Per l'avvocato Francesco Saraco, considerato dall'accusa il collettore delle proposte corruttive, il PM ha invocato la pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni, pene accessorie, interdizione temporanea dei pubblici uffici per 5 anni e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di 3 anni. Nei confronti di Saraco, che oltre alla collaborazione ha offerto al Ministero della Giustizia a titolo di parziale risarcimento del danno la somma di 50.000 euro, che ad oggi non risulta essere stata accettata, il PM Luca Masini ha inoltre chiesto la confisca per equivalente della somma di 10.000 euro. Le udienze del Tribunale di Cosenza saranno trattate seguendo alcuni criteri ben precisi nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria vigenti e delle previsioni sui limiti di affollamento delle aule giudiziarie. Lo ha stabilito il Presidente del Tribunale Maria Luisa Mingrone, accogliendo l'invito dell'avvocato Ornella Nucci, che aveva redatto una nota in ordine ai ruoli di udienza. Le cause sia civili che penali saranno chiamate ad orario con intervalli minimi fra l'una e l'altra di 10-15 minuti fino alle 16, orario massimo di durata dell'udienza. Le cause che non potranno essere trattate saranno invece rinviate ad altra data. Il ruolo contenente le cause da trattare con orari e rinvii sarà formato secondo i criteri di priorità indicati nel programma di gestione per l'anno 2020 e reso noto almeno un giorno prima dell'udienza. Rimangono ferme le prescrizioni sanitarie e logistiche per evitare il contagio, l'utilizzo di dispositivi di protezione personale, il divieto di assembramento, il rispetto del distanziamento sociale e soprattutto l'igiene personale e dei luoghi di lavoro. Parliamo di rifiuti adesso, perché c'è stato un ennesimo blocco della raccolta in provincia di Cosenza, lunghe file di camion che non riescono a conferire, impianti saturi e cumuli di spazzatura per le città. Nonostante gli appelli, nulla è stato fatto. A mezzogiorno la fila di mezzi in attesa di conferire rifiuti nell'impianto di Calabra-Maceri è ancora lunga. Scene già viste negli anni e nei mesi scorsi. Camion provenienti da diverse aree della provincia in coda dal cuore della notte. Tutto procede a rilento con i soliti limiti dovuti al fatto che non si sa dove smaltire gli scarti della lavorazione. Da quanto è in fila? Dalle 3:30 di stanotte.
Lei scarica per la zona della Sila? San Giovanni in Fiore. Fotogrammi di un sistema che non funziona e che va ciclicamente in tilt. Nel trascorso del tempo dal febbraio 2020, quando dal lato di Cosenza venne lanciato l'ennesimo allarme sulla questione rifiuti. Entro 6 mesi bisognerà realizzare un impianto e una discarica di servizio, si disse, altrimenti sarà emergenza. E così, nell'emergenza, ci siamo finiti di nuovo. Non c'è traccia degli impianti delle discariche promesse. I fondi stanziati sono rimasti nel cassetto perché, evidentemente, non ci si mette d'accordo sul sito che dovrà ospitare le strutture, indispensabili per una provincia estesa come quella di Cosenza, che continua a non essere autosufficiente. Classica soluzione tampone, che non risolverà il problema, la riapertura della discarica di San Giovanni in Fiore dopo l'incendio scoppiato circa un mese fa. E poi ci sono i problemi economici dei comuni in difficoltà con i pagamenti. A farne le spese i cittadini, quelli in regola con le bollette della Tari e che rispettano le regole della differenziata, che non possono smaltire i rifiuti con regolarità e subiscono la situazione aggravata dal fenomeno degli abbandoni. Impossibile in questo periodo effettuare raccolte straordinarie e i cumuli in città aumentano di volume. Oltre ai classici sacchetti si trova di tutto: materassi, divani, frigoriferi, i cosiddetti ingombranti, per i quali basterebbe contattare le aziende che si occupano della raccolta per ottenere il ritiro gratuito a domicilio. Ma questa è un'altra storia. E a proposito di rifiuti e ambiente, a Crotone la visita dell'assessore De Caprio, che ha annunciato che chiederà al governo un commissario per la bonifica SIN. Serve un commissario per la bonifica del SIN di Crotone, la convocazione di una commissione permanente sulle attività di bonifica coordinata da ARPACAL e Alleni, la costituzione di una commissione di monitoraggio sulla subsidenza dovuta all'estrazione del metano. Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente Sergio De Caprio dopo aver effettuato una serie di sopralluoghi a Crotone nelle aree oggetto della bonifica, nell'ex zona industriale e nel quartiere San Francesco, dove è ubicata una scuola oggi non utilizzata e abbandonata, che è stata costruita sulle scorie della Pertusola Sud. De Caprio ha ribadito l'appoggio incondizionato della Regione al volere delle comunità locali. La Regione, ha detto De Caprio, sarà accanto al Comune per portare avanti le istanze della città e dei cittadini. Oggi la Regione è Crotone, è il popolo e la comunità di Crotone. Siamo qua come giunta, siamo qua ovviamente nel nome e secondo la visione che aveva Iole Santelli, il nostro presidente. Quindi per me è anche una grande emozione. Noi dobbiamo utilizzare questa situazione, questo disagio, per trasformarlo in rinascita, in sviluppo, in benessere per i cittadini. Lo faremo riconoscendo il valore e l'importanza che ha l'autodeterminazione della comunità di Crotone, i cittadini di Crotone. Siamo accanto al sindaco, accanto alla provincia, insieme a tutti i comuni della regione Calabria, perché si sappia che tutto ciò che colpisce anche il più piccolo dei paesi calabresi colpisce tutti, e tutti insieme sapremo reagire, sapremo trasformare la difficoltà in benessere, e lo faremo senza secondi fini e senza logiche di dominio. Alla conferenza stampa presente anche il vice sindaco facente funzioni, il presidente della provincia facente funzioni e la consigliera regionale Flora Sculco. Poi sulla questione dei rifiuti l'assessore ha anche anticipato qualche novità. L'obiettivo, ha dichiarato, è arrivare a discariche zero attraverso la realizzazione di impianti tecnologicamente innovativi entro 2 anni. Per questo abbiamo anche deciso di non far realizzare nuove discariche, ma di usare quelle esistenti, mettendole in sicurezza e recuperandole. Parliamo adesso dei ristoratori e dei gestori dei bar, titolari anche di palestre, interessati dal DPCM del governo, che hanno protestato a Cosenza. Avete organizzato questa protesta per protestare e per chiedere che cosa? Quello che sta avvenendo è un crimine contro le famiglie italiane. Noi non abbiamo più possibilità di lavorare. Non è criminale solo colui che impugna una pistola e toglie una vita umana, è criminale colui che attraverso delle leggi truffa, mette in ginocchio un'intera nazione, il proprio popolo, portandolo via il lavoro. Voglio dire al Presidente Conte e a tutti quelli che gli stanno dietro è che se hanno deciso di chiudere,
possono anche chiudere, ma devono mandare gli aiuti subito, diretti, non attraverso l'Agenzia delle Entrate perché sappiamo che non arriverà nulla. Devono mandare i soldi subito, diretti, roba di giorni, e poi possono anche chiudere. Il rischio è che noi combattiamo fra il morire di Covid e il morire di fame da qui a qualche mese. Inoltre c'è una sanità allo sbando e con i casi che stanno salendo rischiamo veramente di ritrovarci da qui a qualche settimana nella crisi più totale. Quindi quello che chiediamo stasera è provare a dare un segnale che questa città, questa regione non sono fermi, che c'è qualcuno che si vuole ribellare a questa situazione. Io non voglio nulla dallo Stato, non pretendo nulla, voglio soltanto che ci diano la possibilità di continuare a fare quello che è il nostro lavoro e che vogliamo che i nostri ragazzi possano vivere ancora il loro sogno. Noi vogliamo che si inizi una discussione per avere all'interno della Calabria una vita normale, come può succedere in tutta Europa, con lavoro, diritti, dignità. Un ristoratore come può chiudere la propria pizzeria alle 6 di sera? E poi perdonatemi, ma che si mette in giro alle 18 il virus? E proteste contro il nuovo DPCM che chiude o limita alcune attività commerciali anche a Castrovillari. Ristoratori e baristi si sono radunati in piazza Municipio a Castrovillari per un sit-in finalizzato a far sentire le proprie ragioni dopo l'ultimo DPCM varato dal governo che impone la chiusura al pubblico alle ore 18. Il rischio concreto è di un collasso economico qualora le restrizioni poste a loro carico dovessero perdurare. È stata un'ennesima punizione per tutti noi commercianti perché ci ha braccato di nuovo il nostro lavoro, la nostra possibilità di ricostruire un futuro dal quale già non riuscivamo più a risollevarci. Chiudere alle 18 significa non lavorare proprio. La maggior parte delle nostre attività è Castrovillari e serale, quindi noi siamo automaticamente bloccati. Abbiamo molta preoccupazione per questo DPCM e siamo arrivati a un punto che non ce la facciamo più. Abbiamo fatto 6 mesi di sacrificio dopo l'apertura per ritornare a lavorare normalmente e ci hanno bloccato di nuovo. Non hanno capito che il grande movimento non è la sera, perché la sera si esce già organizzati, è la mattina. La mattina la gente si sposta per lavoro, usa i mezzi. È lì che secondo noi c'è più il discorso del contagio. Comprendo tutte le ragioni per quanto riguarda la sicurezza, la salute e tutto il resto. Però ci sono dei protocolli e loro li avevano osservati. E i protocolli consentono di lavorare in sicurezza. Sono gli unici che hanno la possibilità di mantenere il distanziamento. Facciamo i controlli, certamente, per garantire, però mi rendo conto che loro vivono un'estrema difficoltà dovuta al fatto appunto che dopo molto tempo si erano ripresi e che ripiombano all'interno di una situazione le cui prospettive non sono per niente buone. Abbiamo cercato di dare il massimo della sicurezza ai nostri clienti e soprattutto ai nostri dipendenti. Ecco perché chiediamo almeno di fare un altro turno di lavoro e ad arrivare almeno alle 23. C'è un'ordinanza appena firmata dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. Le nuove disposizioni sono inerenti proprio alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di ricovero differibili e sono contenute appunto in questa ordinanza dal 31 ottobre a tutto il 24 novembre. Secondo l'ordinanza sono sottoscritte appunto anche dal delegato Antonio Belcastro, che si dispone la sospensione all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche delle attività ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità differibile e programmata, come proprio definite. Sono fatte salve solo le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d'urgenza, nonché quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche chemioterapiche. Le prestazioni relative alla gravidanza a rischio e i follow-up non differibili. Sono fatti salvi altresì anche gli screening oncologici all'interno dei programmi organizzati, le prestazioni di ostetrice e ginecologia, proprio gli esami, le visite e ogni altra prestazione connessa alla procreazione, alla nascita e alla diagnostica prenatale e al parto. L'ordinanza consente lo svolgimento regolare dei piani terapeutici e le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni non procrastinabili.
Il provvedimento dispone la sospensione dei ricoveri in elezione e quindi differibili all'interno anche delle strutture ospedaliere pubbliche. Anche le strutture pubbliche interessate da questi provvedimenti devono procedere alla riprogrammazione adesso delle attività ambulatoriali. Ancora, secondo l'ordinanza firmata da Spilli, i presidi delle aziende ospedaliere dovranno trasferire presso i presidi ospedalieri territoriali direttamente gestiti dalle aziende sanitarie provinciali. Questa è l'ordinanza firmata poco fa dal Presidente facente funzione. Adesso vediamo come hanno chiuso le borse. Seduta incerta per le borse europee nel giorno della BCE. Dopo il sell-off di mercoledì, l'Eurotower ha mantenuto invariati i tassi e la politica monetaria, ma ha comunicato che a dicembre ricalibrerà i propri strumenti sulla base delle proiezioni economiche aggiornate. Lagarde ha sottolineato che l'outlook di breve termine sta subendo un chiaro deterioramento e che la ripresa sta perdendo velocità più rapidamente del previsto. Inoltre è importante che il Recovery Fund diventi operativo senza ritardi. Francia e Germania hanno imposto maggiori misure restrittive per limitare la diffusione del virus, mentre Italia, Spagna e Gran Bretagna hanno registrato ieri rispettivi record di nuovi casi. Sul fronte macro, in Germania, l'indice dei prezzi al consumo ha messo segno un incremento dello 0,1% su base mensile, ma evidenzia una flessione tendenziale dello 0,2%. Così il FTSE MIB di Milano archivia gli scambi in flessione dello 0,1%, poco mosso come il DAX di Francoforte che chiude a più 0,3%, il CAC 40 di Parigi e il FTSE 100 di Londra chiudono invece flat, mentre l'Ibex 35 di Madrid cede l'1%. A Wall Street avanzano il Dow Jones a più 0,4%, l'S&P 500 a più 1% e il Nasdaq a più 1,5%, prima delle trimestrali delle big tecnologiche Apple, Amazon, Google e Facebook. Sul Forex l'euro-dollaro si deprezza a 1,167, mentre il cambio tra il biglietto verde e lo yen risale a 104,6. Tra le materie prime crollano nuovamente le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 4% a $37,7 e il WTI a meno 3,9% a $35,4. Sull'obbligazionario infine il BTP Bund si riduce a 133 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,69%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano in particolare Finecobank a più 2,8%, STM a più 2,3% e Prismi a più 2,1% dopo i conti, mentre perdono terreno Tenaris a meno 5,85% e Leonardo a meno 3,3%. Grazie e buon proseguimento di serata. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Un robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale ha preso possesso del Mediterraneo centro-occidentale, dove favorirà una fase stabile con clima mite per diversi giorni, mentre sulla nostra regione insisterà una debole instabilità che interesserà principalmente i versanti tirrenici con temperature sempre al di sotto delle medie stagionali di qualche grado. Domani cielo irregolarmente nuvoloso sui versanti tirrenici con possibili piogge. Altrove si alterneranno annuvolamenti e schierite ma senza fenomeni. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani mosso il Mar Tirreno con venti da maestrale, poco mosso il Mar Ionio con venti dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.